È un progetto che parte da lontano, quello della Sassari Calcio Latte Dolce, e ci sono tante realtà che insieme fanno grande questo sodalizio. Una parte importante è quella dedicata agli sponsor e stasera abbiamo trovato uno di questi, Gianluca Manca, in rappresentanza della Matica. Questo progetto che vi ha visto protagonisti e vi vede protagonisti nello sposare una realtà importante dello sport sassarese. Gianluca. Ciao, buonasera a tutti, grazie Ico. Sì, diciamo che ci stiamo impegnando, i risultati arrivano, il mister profonde grande entusiasmo nella squadra, devo aggiungere che ce ne sta dando tanto anche a noi. Sostenere una squadra oggigiorno comunque è un grande impegno, soprattutto a questi livelli, diciamo che i risultati ci stanno, diciamo così, alleviando un po' il dolore e aiutando come dire, a crescere, perché insieme alla Sassari Calcio Latte Dolce cresce anche chiaramente tutto l'entourage delle persone che come te hanno creduto in questo progetto. Ricordiamo Binsula, Unipolsai e tutti gli altri che veramente credono nella valorizzazione soprattutto di tanti giovani sardi. Sì, verissimo, la nostra passione è anche il raggiungimento di questo piccolo risultato che ancora non è nulla, perché il nostro primo obiettivo è la salvezza, ce l'abbiamo, immaginiamo, da qui a qualche manciata di punti. Diciamo che questo grande entusiasmo, questi risultati possano in qualche modo avvicinare anche qualche altro collega appassionato di calcio, anzi approfitto di questa tua possibilità, di questa piccola intervista per chiedere una mano a coloro che si vogliono avvicinare al calcio. Il latte dolce, insomma, anche soprattutto per il settore giovanile è una grandissima realtà. Oggi abbiamo letto sui giornali qualche dato, pare che siamo alla 7ª squadra in Italia per settore giovanile. Questo per noi è grande motivo di orgoglio. I risultati, la classifica della Serie D è una cosa, insomma, che ci fa molto onore. Ecco, se avete passione e voglia di avvicinarvi a questo mondo, vi dico di farlo, le soddisfazioni ci sono, i bambini danno grandi gioie e si ritorna a casa, insomma, anche con un po' più di soddisfazione, ecco, almeno per noi che abbiamo deciso di investire in questo, spendere un po' del nostro tempo in questa avventura. E non solo, poi questa in chiusura vi abbiamo visto e vi troviamo anche regolarmente con la divisa, vi state rimettendo al lavoro anche voi, l'entusiasmo è contagioso. Grazie Gianluca. Grazie a voi, salute.